Il salario minimo al centro dell'approfondimento nei giorni scorsi della CNA del Veneto. La questione è complessa e articolata e va assolutamente approfondita con la contrattazione. Ai lavoratori vanno assicurate prestazioni, quali quelle di welfare, ad esempio, che vanno ben al di sopra del salario minimo e che nel caso rischierebbero di sparire. Prestazioni che nel complesso valgono certamente più di 9 euro all'ora in busta paga. Così, in estrema sintesi, Matteo Ribon, direttore della CNA Veneto. Noi riteniamo che la contrattazione sia importante, soprattutto la contrattazione che è in grado di essere vicina al territorio, che ha consentito nell'artigianato di creare un sistema di welfare importante come quello della bilateralità, che va salvaguardato. La questione che a livello nazionale riguarda il 3% dei lavoratori in realtà non terrebbe conto delle fasce dei cosiddetti lavoratori poveri, quelli cioè che pur avendo un contratto non hanno un adeguato trattamento economico. Oggi il CNEL ne certifica oltre 900. Noi crediamo che una delle prime cose che debba essere fatta è quello di andare ad individuare quali sono i contratti collettivi nazionali di lavoro che davvero garantiscono tutele per imprese e per i lavoratori, e soltanto quelli dovrebbero essere applicati.